tempo ha messo in ginocchio in mattinata le province di Venezia e Padova, ore drammatiche con centinaia di interventi da Mestre fino a Villafranca Padovana. Vie trasformate in fiumi, abitazioni e garage allagati, blackout e treni fermi. A Mestre il taliercio inagibile, danni, disagi e rabbia nelle voci dei residenti. Zaia dichiara lo stato di emergenza regionale, tecnici al lavoro per un primo censimento dei danni. Ancora occhi verso il cielo, allerta gialla fino a domani. Quarantenne indiano colto da malore, cade dal pedalò e annega nel lago di Garda. Tragedia peschiera, il corpo recuperato dopo l'allarme dei testimoni. Sarà lutto cittadino a Trebaseleghe domani per i funerali di Martin Pattaro, il quindicenne studente a Castelfranco travolto e ucciso in bici a Loreggia, l'addio alle 15:30. È di Cittadella il campione mondiale di danze acrobatiche con elicotteri radiocomandati a motore elettrico. Si chiama Luca Pescante, lo abbiamo incontrato. Eccoci dunque in diretta, bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali in cui facciamo un sunto di quello che è successo tra la nottata e la mattinata con il maltempo che si è abbattuto con violenza tra le province di Venezia e Padova. Allora cominciamo da Mestre e dintorni, decine gli interventi in questa zona dei Vigili del Fuoco, blackout e proteste di commercianti e residenti con il comune che ha attivato la protezione civile. È stato un risveglio drammatico per Mestre e dintorni dopo la pioggia incessante che in poco tempo ha allagato strade, marciapiedi, garage scantinati. Bissuola, Carpenedo, Zelarino, Marghera, Corso del Popolo completamente allagato. Anche in via Bosso, a Mestre, l'acqua ha invaso le zone più basse. Per fortuna siamo riusciti a tirar fuori le macchine, le moto, tutte le cose veramente importanti, perché l'acqua continuava a salire. Siamo usciti, quando sono uscito per portare fuori la moto, ho visto che il piazzale del parcheggio proprio vicino a casa mia era strapieno d'acqua, sopra i marciapiedi, e nella discesa per scendere ai nostri garage scendeva una cascata, sembrava una cascata d'acqua e continuava a premere, spingeva nei nostri garage. E siamo riusciti a tirar fuori tutto quello che siamo riusciti a tirar fuori. Una situazione mai vista prima, continua. È successo che qualche anno fa che è venuta un po' d'acqua, ma niente a confronto di adesso, qualche centimetro, ma veramente incredibile, sono rimasto sbigottito quando sono sceso e continuava a salire. È stato veramente dura, insomma, è stato veramente un brutto momento. L'acqua era ovunque. L'acqua era sopra il marciapiede, l'unico posto asciutto era qui dove abbiamo messo le moto, era l'unico posto dove non c'era acqua, tutta l'acqua del piazzale scendeva nella discesa qua e faceva una cascata e entrava tutta nei nostri garage. Il garage allagato, l'acqua fino a 50 centimetri più o meno giù e effettivamente questo piazzale era completamente pieno d'acqua, tanto che le macchine avevano l'acqua a metà delle ruote, quasi a livello delle porte, insomma è mancato poco che l'acqua andasse dentro le porte. Qualcuno in un'altra zona ha addirittura pensato di attrezzarsi con remi e canoa per potersi spostare. Grossi disagi anche a Favaro e Campalto, con via Gobbi allagata dalla rotatoria di via delle Felci. Sono intervenuti anche i Rangers per aiutare i residenti e i commercianti, come il titolare del panificio Da Luca che ha rivolto un messaggio alle istituzioni. La rete fognaria non riceveva e quindi ha cominciato a inondarsi fuori il piazzale e poi ad ogni passaggio di una macchina o di un autobus faceva tipo un'onda e l'acqua ha cominciato ad entrare sempre di più e quindi mi sono trovato una decina di centimetri sotto acqua. Lei però si sente di lanciare un appello, soprattutto in questo caso alle istituzioni. Sì, il mio appello è che noi ormai in questo paese piccolo siamo rimasti pochi negozi, cerchiamo anche di investire del denaro per tenersi sul mercato,
però è già la seconda volta che succede questo e ricominciare sempre da capo demoralizza tutti quanti. Sul posto anche il consigliere delegato ai lavori pubblici Piero Trabuio. Sia in via Montecervino che in via Gobbi il rientro delle acque è stato molto più lungo, difatti alle 11, 11 e mezza avevamo ancora tantissima acqua sia su tutte e due le vie, quindi ritengo che sì, sia l'acqua che è stata molto importante come quantità, però ritengo che abbiamo anche un ulteriore problema sui sottoservizi, quindi o un problema di sottodimensionamento delle infrastrutture o un problema di intasamento delle linee, quindi ritengo che sia il caso di fare una verifica più precisa e puntuale per quanto riguarda questi punti più critici che abbiamo individuato. Sempre a Mestre l'acqua non ha risparmiato nemmeno il Palasport Taliercio, dove proprio ieri è stata presentata la nuova stagione della squadra maschile. Danni in stanze, spogliatoi, sala VIP. Anche il Palasport Taliercio completamente allagato sia nella parte esterna che in quella interna, con gli uomini della protezione civile al lavoro per ore. Solo poche ore prima era stata presentata la nuova stagione della squadra maschile dell'Umana Reyer e nei prossimi giorni toccherebbe a quella femminile, ma ora bisogna fare i conti con i danni provocati dall'acqua che fortunatamente non ha raggiunto il campo. Il Taliercio purtroppo è un po' scavato, per cui è un po' interrato e giustamente tutto l'anello, per cui uffici, palestra, area VIP, negozio è andato tutto sott'acqua, con danni ingenti e adesso i prossimi giorni saranno giorni in cui faremo la conta dei danni e poi si provvederà al ripristino e al contatto di tutti i fornitori. Purtroppo i danni sono tanti e più che altro non abbiamo, siamo ancora senza corrente elettrica, per cui dentro è ancora buio, non si riesce a fare un conto e vedere veramente com'è la situazione. Speriamo in serata di riuscire a ripristinare questo guasto elettrico, perché la cabina elettrica tutto è finito sott'acqua e anche Enel sta lavorando per ripristinare e speriamo di poter i prossimi giorni mettere tutti in condizione di poter lavorare. Insomma, è il caso di dire duri i banchi. Duri banchi, sì, questo motto sì, è il nostro motto, per cui sicuramente non ci facciamo spaventare, nei prossimi giorni lavoreremo sodo più di prima e siamo sicuri di poter ripartire alla grande come sempre. Da Mestre a Spinea in ginocchio dopo la bomba d'acqua caduta all'alba, decine di auto finite appunto sott'acqua, garage scantinati, allagati, disagi anche a Mira, Mirano, Santa Maria di Sala. Pioggia, tanta, in pochissimi minuti e così Spinea finisce in gran parte sott'acqua. Non si salva il centro con le strade principali che diventano fiumi, né tantomeno gli scantinati e i garage di molte abitazioni. Emblematico il caso del condominio Ater di via Desenzano, nel quale vivono 50 famiglie. Il problema degli scarichi della strada, che i tombini non scaricavano, l'acqua ha superato il livello del marciapiede, entrava da tutte le 4 porte della lunghezza del condominio e dallo scivolo che va nei garage. Era una vera e propria cascata. Quando è iniziata l'acqua a salire rapidamente e a raggiungere i contatori, si è visto uscire del fumo. Sono esplosi i contatori, sono proprio esplosi, quindi adesso fino a che non riusciranno a liberare, qui si parla di un gradino all'ora, quindi qua ci vorranno ancora 5, 6, 7 ore. Poi arriveranno le squadre di elettricisti, però la cosa è lunga. Non avrei mai pensato che potesse succedere qualcosa di simile. Io abito qua da questa parte, solo che la mia macchina è parcheggiata giù in garage dalla parte dove abita mia nonna e chiaramente penso che sarà irrecuperabile. Ho notato che non c'è la corrente in casa. Sono sceso giù al piano terra con l'ascensore per controllare l'interruttore. Mi sono trovato scendendo, quando si è fermato l'ascensore mi è entrata acqua dentro e l'ho preso paura. Per la furia dell'acqua sono letteralmente esplosi i contatori dell'energia elettrica, cantine e garage sono finiti sotto 2 metri d'acqua. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore, ma ormai decine di auto avevano subito danni irreparabili. Stessa cosa al villaggio dei Fiori, in via Solferino, in via Capitanio, chiusa dai carabinieri. Stamattina alle 7, 7 e mezza, 8 ha iniziato a crescere, come che sta crescendo ancora a tuttora. Sta crescendo ancora? Sì. In via Desenzano, ma non solo, non sono mancate critiche
dei residenti per una manutenzione dei tombini giudicata insufficiente. Le condizioni dei tombini, della strada? Li abbiamo puliti io e lui dalla parte di là. Ne abbiamo puliti 5 e da quando li abbiamo puliti è scesa l'acqua subito praticamente. Un po' più di manutenzione avrebbe aiutato. Fosse stata la manutenzione probabilmente forse qualcosa succedeva, ma non a questi livelli. Effettivamente l'acqua è stata tanta, però c'è da sottolineare che forse un po' di incuria c'è, perché i pozzetti qua non ricevevano per niente dell'acqua piovana, quindi infatti è un problema soltanto su questa via, quindi sicuramente c'era da fare più manutenzione, secondo me. È un'emergenza, la bomba d'acqua come si suol dire ultimamente, ma c'è tanta mancanza di prevenzione e manutenzione. Situazione critica, lo avete visto, a Spinea si è registrato anche il cedimento di una parte dell'argine del corso d'acqua che attraversa il comune. Intanto il sindaco risponde alle critiche sulla manutenzione, l'avete appena sentito, dei tombini. Allagamenti e un albero caduto in via Roma nel centro di Spinea, al lavoro le squadre della protezione civile a fianco dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, sindaco e vice sindaco impegnati dall'alba a monitorare le situazioni più delicate. Il primo cittadino risponde così alle critiche dei residenti sulla manutenzione dei tombini. Non dipende molto dalla manutenzione, l'acqua quando il ricimento a questi livelli ritorna nelle condutture, quindi non riesce a scaricare l'acqua, per cui sì, delle volte qualcuno dice sì, non si puliscono gli scoli, ma quando gli scoli non riescono più a scaricare non c'è molto da fare. A Spinea la situazione è grave, è difficile rispondere in fretta a tutte le richieste dei residenti. La situazione è molto grave, abbiamo zone che voi avete già visto, che sono state già viste come via Desenzano, il villaggio dei Fiori, ci sono dei grandi condomini che hanno i garage completamente allagati, ci sono allagamenti un po' dappertutto. Si sono verificati inoltre un paio di cedimenti dell'argine dello scolo Fiumetto nei pressi del ponte che collega Piazza Cortina. È ceduto l'argine un paio di punti, perché il livello è stato così alto, adesso è sceso di una cinquantina di centimetri, ha portato via i bordi del Rio, e alcuni ponti erano addirittura con l'acqua che toccava il ponte. Insomma, questo è un ponte un po' più alto, ma più in fondo ce ne sono di altri un po' più bassi, e quindi veramente è una situazione critica. È stato aperto il COC, centro operativo comunale, con la città metropolitana e la prefettura, un evento mai visto negli ultimi 30 anni. Si sta lavorando per emergenza, per le emergenze più gravi, andando man mano quelle che possono magari anche essere critiche per le persone, perché magari persone che possono avere problemi di mobilità, siamo cercati di intervenire subito. Adesso man mano stiamo intervenendo nelle problematiche non meno gravi, ma da un certo punto di vista meno critiche. Squadre di protezione civile anche da Montebelluna, Cona, Loria, Zero Branco, Spresiano, Nervesa della Battaglia, Preganziola, in supporto dell'Associazione Nazionale Alpini. Situazione critica anche a Mirano e a Cavin di Santa Maria di Sala, mentre a Mira si è verificato il record di pioggia caduta della provincia di Venezia, oltre 180 mm, contro i 101 di Mestre, i 103 di Padova e gli 81 della Bassa Padovana. Scene del tutto simili anche nel Padovano, con persone bloccate in casa, soccorsi anche 2 anziani fermi nelle loro auto. Ore di passione a Due Carrare, Maserà, Albignasego. Il presidente della regione Luca Zaia ha dichiarato lo stato di emergenza. Prigionieri nelle proprie abitazioni, con sicuramente mezzo metro d'acqua sulla strada e forse addirittura situazioni peggiori all'interno delle case. In via Strade Interne a Terradura di Due Carrare anche il soccorso fluviale dei Vigili del Fuoco, che ha bussato proprio a tutte le porte per capire se ci fossero delle situazioni di pericolo. Stavano arrivando dal Bignasego i Vigili del Fuoco del soccorso fluviale, dove si sono calati nelle strade con il gommone per soccorrere 2 anziani rimasti intrappolati nell'auto nella via trasformatasi in un fiume. 100 mm d'acqua in un'ora tra le 5 e le 6 del mattino hanno messo a dura prova i territori dei comuni di Due Carrare, Maserà di Padova, Albignasego. A Terradura di Due Carrare l'acqua defluisce ma con lentezza. In via Strada Interna, chiusa in casa, anche una persona anziana. Lei è corsa da sua mamma, 88 anni, come sta? No, sta bene, tranquilla, sta bene.
sta bene per fortuna. Ha tirato fuori energie che non sapeva avesse. Esatto, esatto. Ma com'è la situazione? La situazione è che ce l'avevamo dentro in casa, praticamente il garage è a livello strada, quindi è arrivata dentro, dal garage è entrata nella cucinetta e in entrata. Ci siamo abituati perché ogni volta che piove tanto la strada si allaga. A questi livelli sarà stato un 20 anni che non arrivava. La protezione civile con i vigili del fuoco aveva chiuso questa provinciale ai confini tra Maserà di Padova e Due Carrare, ma oltre al maltempo si aggiungono incivili come questo automobilista che non ci ha pensato 2 volte, ha strappato il nastro, allibito anche Gino Favero, assessore di Due Carrare. Temo che semplicemente la gente non si renda conto della gravità della situazione. Evidentemente non capiscono che non si può passare per una strada del genere, non solo perché è rischioso per loro, ma perché rischiano di ostacolare i mezzi di soccorso, che è veramente pericolosissima questa situazione, soprattutto su strade come queste che hanno fossi su entrambi i lati e quando c'è l'acqua non si capisce dove finisce la strada e dove inizia il fosso, è un attimo. Una situazione difficile anche per chi strade come questa la conoscono bene e nonostante tutto sono finiti nel fossato, come questo furgoncino rosso dove l'acqua è entrata per tutto il giorno. Adesso non resta che attendere il deflusso. È scesa troppa acqua in troppo poco tempo. La rete scolante non è in grado di smaltirla, ci vuole tempo. Sono stati 100 gli interventi dei vigili del fuoco nella sola provincia di Padova. Prima di Due Carrare, Albignasego e Maserà, la bomba d'acqua aveva colpito l'area tra Mestrino e Villafranca Padovana. Autopompe in azione in buona parte del comune Villafranca Padovana, dove gli 85 mm di pioggia caduti nel cuore della notte hanno creato enormi disagi. Allagate taverne, cantine, garage, ma non solo. Nel territorio hanno operato i vigili del fuoco che hanno anche liberato strade invase da alberi e messo in sicurezza rami pericolanti. Verso le 5 provvidenziale il loro intervento nel sottopasso ferroviario di Ronchi, dove gli operatori del soccorso fluviale hanno messo in sicurezza un automobilista tirato fuori dal suo furgone e portato in una zona asciutta con il gommone. A Villafranca Padovana e anche nel vicino comune di Mestrino, dove i disagi si sono concentrati nel quartiere di Via Firenze, le amministrazioni comunali hanno aperto il COC, ma già nella tarda mattinata la situazione era in via di miglioramento. Un evento simile a quello che aveva colpito Padova a maggio dello scorso anno, 3 ore di pioggia che hanno interessato vaste zone della città. Un evento eccezionale quello che ha colpito Padova. Dalle 5 alle 8 sono scesi più di 100 mm di pioggia come nel maggio del 2024. Tanta pioggia è scesa in poco tempo anche davanti alla sede della Protezione Civile di Padova, dove è stato aperto il COC, il centro operativo comunale. È la zona ovest e la zona sud con quantitativi molto importanti. I disagi più grossi a seconda anche della fragilità dei diversi punti della città. Sono caduti anche degli alberi marittimo. Altri crolli si sono verificati in via Montepertica, in via Castelfidardo e in corso Irlanda. Nonostante siano passate molte ore dal fortunale che ha colpito la città di Padova, qui a Brusegana in via Sant'Orto l'acqua è ancora molto alta. Manteniamo lo stato d'allerta anche se le condizioni meteo vanno sul miglioramento, sia per gestire quanto è avvenuto adesso in termini di assistenza e lavori di ripristino che comunque ci stanno impegnando ancora molto. Ma riempito è una delle opere che il Comune ha messo in atto, ha realizzato per cercare di contrastare questi eventi sempre più estremi. 5 sono i sottopassi che sono stati un distaccamento dell'energia elettrica già ripristinato però in mattinata. Dalla Regione fanno sapere che sono state 340 oggi le chiamate ai Vigili del Fuoco con 500 volontari in campo. La situazione si sta normalizzando, ma per le prossime ore attenzione perché sarà allerta gialla per temporali su tutto il territorio regionale. In pianura è prevista alternanza di nuvolosità e rasserenamenti, sui monti nuvoloso. Attese piogge sparse in progressivo diradamento, più probabili sulle zone centro-settentrionali. Nello specifico si tratterà di piovaschi o rovesci e temporali. Sono possibili
possibili l'innesco di frane superficiali e colate rapide, l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti, anche in questo caso di locali interrati o sottopassi. In caso di temporali i fenomeni potrebbero essere intensi e in rapida evoluzione. Andiamo all'altra cronaca della giornata. Un cittadino indiano di 40 anni, l'uomo morto nelle acque del lago di Garda, il cui corpo è stato recuperato stamani a Peschiera. La scomparsa del quarantenne era stata segnalata da diverse ore da parte di un connazionale che era uscito in pedalò con la vittima, lo avrebbe visto cadere in acqua, a notare il corpo che galleggiava. Questa mattina un passante che camminava sul lungolago e ha lanciato l'allarme. Sono stati così chiamati i carabinieri, intervenuti assieme alla squadra nautica della Polizia di Stato di Peschiera, e hanno riportato il cadavere a riva. E sarà invece lutto cittadino a Trebaseleghe domani per i funerali di Martin Pattaro, il quindicenne travolto e ucciso in bici a Loreggia. L'addio è previsto alle 15:30. Bandiere del comune a mezz'asta, attività invitate a osservare un minuto di silenzio e se possibile fermarsi durante i funerali. Si stringe con affetto la mamma e il papà di Martin Pattaro, la comunità di Trebaseleghe, con il sindaco Antonella Zoggia che in segno di profondo cordoglio ha proclamato il lutto cittadino. Alle 15:30 in tanti vorranno salutare Martin Pattaro, morto martedì pomeriggio mentre correva lungo la Treviso Ostiglia con la sua mountain bike arancione. Gli occhi buoni e vivaci, Martin Pattaro era un ragazzo pieno di vita. Era con un amico, come faceva spesso, era felice di andare in bicicletta. Stava attraversando in via Malfattini quando è stato investito da un'auto che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il suo giovane cuore si è fermato praticamente subito, nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei sanitari del suo M118. Piangono mamma Fabrizia e papà Alessandro, piangono gli amici di Martin, i suoi compagni di scuola, quelli della scuola di break dance. In un estremo gesto di generosità, la famiglia di Martin Pattaro ha autorizzato la donazione degli organi, gesto d'amore e di vita, dono prezioso verso chi, dalla morte e dalla sofferenza, potrà avere una nuova speranza. Cambiamo decisamente tema. Il campione mondiale di danze acrobatiche con elicotteri radiocomandati a motore è un giovane di Cittadella. Vediamo. Signore e signori, ecco a voi TB70, l'elicottero radiocomandato di Luca Pescante, ingegnere cittadellese doc. Da sempre appassionato di aeromodellismo, Luca Pescante è fresco di vittorie ai campionati mondiali di acrobazie artistiche con elicotteri che quest'anno si sono tenuti in Romania. Solo una piccola prova quella realizzata per noi, ma Luca e TB70 si capiscono davvero al volo e pochi movimenti del joystick bastano a farlo danzare. Fabbricato a Taiwan, TB70 è un elicottero di tutto rispetto. Il diametro delle pale è circa di 1,5 metri e hanno una grande potenza, dunque possono fare delle acrobazie davvero rapide, sono molto agili. La potenza del motore elettrico solitamente è di 10 kW, che sono 13 cavalli paragonati ai motori termici, insomma. E dunque si sfrutta questa estrema agilità per fare delle acrobazie anche in una parte di gara a suon di musica. Da 13 anni Luca Pescante partecipa alle gare internazionali, in Romania il primo posto a lungo inseguito davanti a Gran Bretagna e Austria. È partito con l'aeromodellismo all'età di 7 anni, a 13 il colpo di fulmine con gli elicotteri, una sfida. Nato un po' per sfida, insomma, con gli aeromodelli ormai ne avevo fatti un po' di tutti i colori, ho detto proviamo a passare gli elicotteri e poi provando ho capito che mi appassionava molto di più questo tipo di modello. Tutti i fine settimana Luca Pescante si dedica alla sua grande passione e dopo un breve e meritato riposo tornerà a prepararsi al prossimo impegno internazionale di europei del 2026. Nel frattempo, se qualcuno volesse cimentarsi con elicotteri come TB70, ecco qualche suggerimento da campione. Il modo migliore è andare in un campo volo, ovvero ci sono queste associazioni di aeromodellisti che si trovano in questi campi per volare con gli aeromodelli, ma anche solo chiacchierare, insomma. Sì. E io in particolare sono iscritto al campo volo Ali Venete, che si trova a Galliera Veneta,
e si trova anche su Google Maps, insomma, su Facebook, ovunque. Se qualcuno volesse iniziare può semplicemente venire lì un weekend, il sabato c'è sempre qualcuno, qualche appassionato. Era l'ultimo servizio per questa edizione, tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci.